Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Adesso il ruolo che più fa sognare sia una squadra di calcio che i tifosi, il ruolo dell'allenatore. Tra l'altro quest'anno per la prima volta sono andati in nomination 4 anziché 3, i consueti 3 nomi. Sono 4 che vanno in nomination, purtroppo abbiamo una defezione, all'ultimo istante uno dei nominati ha avuto un imprevisto, quindi non sarà presente, si scusa chiaramente con tutti voi. Do subito i nomi di quelli che vanno in nomination per quanto riguarda appunto il miglior allenatore della stagione 2018-2019 e ci raggiungono qui sul palco Vittorio Iemma della Cicatena Calcio 1973, Giuseppe Pagano dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, Filippo Raciti Ragusa Calcio. Ciao Filippo, complimenti, accomodati, salve. Abbiamo il terzo, eccolo qua, Vittorio. Allora, a premiarvi e ad aprire la busta importante del ruolo dell'allenatore sarà un allenatore che insomma è stato presente ai Penalty Awards, ha pure vinto la sua categoria quale miglior allenatore, adesso si sta occupando dello scouting della nazionale di calcio under 15, 16, 17, 18, 19, quindi va a pescare i nomi che poi insomma dovrà riguardire alla federazione. Ed invito qui sul palco un amico dei Penalty Awards, Santino Bellinvia. Ciao Santino. Qui. È un allenatore doc, lo conosciamo tutti, no? Consegniamo la busta a Santino, sarà lui ad aprirla e comunicarci il nome del vincitore. Tra l'altro teniamo presente appunto che quest'anno per la prima volta sono stati in nomination 4 allenatori, il quarto è Giancarlo Ferrara della Cefaledium che appunto non è presente. Miglior allenatore? Buonasera, mi dai un compito arduo. Miglior allenatore 2018-19 per la promozione Vittorio Iemma. Vittorio Iemma della Cicatena Calcio 1973. Lo consegniamo a Vittorio. Nel frattempo arrivano gli altri per gli altri 2 vincenti allenatori, perché quest'anno c'è stato veramente un grande problema nell'assegnazione. Vittorio, a Cicatena 1973 hai iniziato un percorso praticamente a maggio dello scorso anno, lo hai portato a compimento, grande soddisfazione, sei un po' stanco, hai bisogno di riposarti, pertanto ricarica le batterie perché la prossima stagione sarà probabilmente anche più impegnativa. Sicuramente io tengo a ringraziare tantissimo questi sono obiettivi che non raggiungi da solo e quindi è giusto ricordare l'apporto che ho avuto sin dal primo giorno da parte della società e del patron Gaetano Giannetto, il mio staff capeggiato dal mister Giuffrida e i miei ragazzi che hanno fatto loro una grandissima stagione. E anche tu ci sei di mezzo, eh? Qualche cosa l'ho fatta anch'io, però io credo che quando si raggiunge un obiettivo il merito è di tutta la squadra. Ci piace quando questa cosa viene divisa. Allora, doppietta, ma una doppietta che lascerà un segno soprattutto in quella provincia, nella provincia di Ragusa. Coppa e campionato, una nomination, una stagione che forse ti porterà però lontano dalla Sicilia, perché sappiamo voci di un tuo possibile trasferimento, addirittura pensato un po' in Portogallo. Mi smentisci questa cosa? No, solo voci in questo momento e basta. L'importante è aver fatto quello che comunque siamo riusciti a fare quest'anno ed era la cosa più importante anche per la città di Ragusa, che negli ultimi anni non ha goduto molto di risultati positivi, quindi doppiamente contenti. Tra l'altro l'ambiente all'inizio era un po' scettico, poi pian pianino con i risultati lo avete addomesticato e sei riuscito a coinvolgere proprio anche i tifosi e tutta l'intera cittadinanza. Sì, è una città dove ha bisogno
di passione, ha bisogno comunque di essere presa per mano, diciamo, quindi questo ha aiutato molto anche qualcuno ad avvicinarsi di nuovo a questa società, quindi contenti dai, per tutto come è andata la stagione. Bravo, complimenti a Filippo Raciti, allenatore del Ragusa. Mettiamoci ancora un po' più avanti perché dobbiamo adesso parlare con quest'altro ennesimo miracolo che è l'oratorio San Ciro e San Giorgio. Giuseppe, spiegami bene, cioè è la dimostrazione che soltanto ed unicamente con la determinazione, spesso e volentieri in piccole realtà, si riescono a raggiungere degli obiettivi che sembrerebbero all'inizio impensabili. Ma non solo determinazione, diciamo c'è stata determinazione, lavoro quotidiano, voglia e poi anche tecnica e altri fattori, fortuna. Beh, anche un po' la società in questo caso. Ci vuole tutto nel calcio per vincere, non si vince per caso, e capita ogni tanto il Leicester di Ranieri, noi magari siamo stati un po' come loro, però alla fine non c'è nulla di intentato nel calcio. Se il Marineo ha vinto questo campionato è perché lo ha meritato, è perché alla lunga è stato continuo, ha perso 2 partite solo nel girone d'andata e poi non ha più perso, e quindi ce lo siamo meritati col lavoro quotidiano. E ci siete riusciti e porterete in alto il nome di Marineo perché proprio è quello il paesino da dove partite. Grazie, grazie, complimenti, auguri ancora Filippo, auguri Vittorio. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.